Bentornati al nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Le giornate soleggiate continuano con caldo imperterrito che garantisce giornate soleggiate, tempo quindi stabile con clima decisamente mite per il periodo, valori sopra i 28 gradi sulla Val Padana, mentre la locale instabilità rimarrà ancora lungo le coste ioniche al centro-sud Italia con temperature lì in media col periodo, ma nel corso dei prossimi giorni si rialzeranno su tutti i settori, tanto che potremo toccare punte di 29-30 gradi soprattutto sull'Emilia Romagna e la bassa Lombardia, valori quindi molto sopra la media, mentre temperature in media col periodo rimarranno sul Mediterraneo centro-orientale. Notiamo da questa grafica però avremo delle novità nel lungo termine. Già sabato avremo qualche filtrazione fresca che porterà della nuvolosità sul Triveneto lungo la fascia adriatica, ma senza conseguenze. Il vortice sulla Grecia continua a stazionare, ma come notiamo la discesa molto probabile di correnti d'aria fredda di origine artica che potranno influenzare anche la nostra penisola, portando un deciso calo delle temperature ma con un regime anticiclonico ben presente. Le condizioni meteo saranno quindi contraddistinte da temperature sopra la media del periodo. Sabato notiamo un lieve calo termico sul versante adriatico e ancora una volta al centro-sud, mentre caldo estivo continuerà anche ad inizio ottobre portando temperature sopra la media di diversi gradi, ma ecco l'attacco, il primo attacco freddo di origine polare che dovrebbe riuscire a garantire un calo termico anche marcato nelle temperature massime con valori tra i 23 e 24 gradi in pianura e minime sotto i 15 gradi in Val Padana. Condizioni meteo comunque da confermare, una tendenza che vedrebbe questo attacco di origine polare con possibilità di fenomeni sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma tutto da confermare con i prossimi aggiornamenti meteo. Rimanete come sempre aggiornati.